Eccoci, siamo arrivati a Varigotti e io ho la mia personale guida. Eccola qua. Paperino e la notte del Saraceno. Un fumetto importantissimo, decina di anni fa, che fu persino tradotta in latino e che appunto racconta come Varigotti sia il luogo del mistero più assoluto. Storia meravigliosa che si svolge qui a Varigotti è interpretata da Paperino, Qui Quo Qua e lo zio Paperone. Trovano una mappa del tesoro, con la mappa capiscono che bisogna recarsi in un luogo importantissimo. Paperino prende una topolino, carina come idea, seguendo la mappa continuano. Bene, vanno, eccola la strada che porta a Varigotti. Qua. Qui siamo a Varigotti, esatto, in questo fumetto. Non solo, ma addirittura scendono con Qui Quo Qua e lo zio Paperone e vedono che il paese è completamente deserto. E allora loro scoprono che deve arrivare qualcosa di terribile in questo posto. Ma quelli sembrano pirati saraceni! Ci hanno visto, non abbiamo scampo! Il paese nostro, saccheggiamolo! Non lasciatevi sfuggire nessuno degli abitanti! Parlano in italiano, ma insomma sarebbero saraceni. il ricordo delle invasioni saracene dell'anno 1000 a cui si è ispirato il fumetto, questo tipo di costruzioni che vedi, sì, che fronteggiano la spiaggia vengono chiamate case saracene, è comunque una tipologia di abitazioni basse, addirittura senza il tetto alcune di loro. Sì. No? Molto bello questo posto, veramente, vero? Rumble, il mare si fa sentire, un'enorme onda sta arrivando sul promontorio. È quello là? Sì, è proprio Punta Crena, la punta del promontorio che chiude le due baie di Varigotti. Quindi allora Paperino come realtà storica. Insomma, l'onda si abbatte sulla collina, quasi la sommerge completamente e Paperone purtroppo si arrabbia come una bestia perché non ha guadagnato niente. Già, Paperone non aveva capito che il tesoro indicato nella mappa era proprio Varigotti, un luogo vero, verace, un vero tesoro.